qualche volta quando non sai cos'è, è jazz. Qualche volta vi faccio un mio passaggio e l'ho inserito in qualche canzone. Calandra e Calandra, ecco, avvicinatevi così siamo in favore di videocamera. Ciao a tutti. Facciamo un'intervista parlando con voi come organizzatori o come cantanti? Sospira, visto che sospiro, perché non sappiamo, dobbiamo decidere ancora. No. Allora, facciamo una cosa. In base alle tue domande rispondo. Partiamo dalle canzoni. Cosa fate in termini artistici in questo momento? Allora, in termini artistici abbiamo finito da poco un nuovo brano che sarà la colonna sonora del nuovo film di Giovanni Cangelosi, e poi stiamo lavorando ad un altro brano che forse è il brano più complicato che abbiamo scritto, pazzoide io amo definirlo, stile Caparezza, dove ci sono circa 60 musicisti che suonano, e parliamo del vento descrivendolo con decine di termini, di una cosa molto particolare. E già questa è pure quasi pronta, poi, ma non sveliamo neanche niente per ora, abbiamo 2 viaggi all'estero con le comunità siciliane, ma questo poi lo diremo in itinere, in tempo opportuno. Allora, in termini di canzone c'è sempre un video abbinato come è solito il duo Calandra e Calandra? Il nostro obiettivo è questo, sicuramente diventa sempre più difficile perché giustamente i costi ci sono, però noi siamo capaci, testardi. Sicuramente faremo qualche video in tutti i brani che noi cerchiamo di fare, che sono i nostri inediti. Questo per la musica, invece in qualità di organizzatori, perché può essere questo il termine per quanto concerne la Vocal Academy, giusto? Sì, diciamo che in accademia abbiamo avuto già diverse masterclass all'interno con Silvia Mezzanotte, abbiamo fatto anche una con il maestro, scusa Pino, Luca Petteri, Nunzia Carrozza, e quest'oggi con Gianfranco Fasano, un grandissimo autore, un grandissimo artista, questo sempre per cercare di dare di più ai nostri ragazzi, perché ahimè la nostra terra è ricca di talenti, ma spesso mancano gli stimoli, anche i posti dove poter sviluppare, creare. Stiamo facendo anche delle masterclass con Giuseppe Anastasi, che è l'autore di moltissimi brani come quelli della Notte, di Arisa e tanti altri successi, Carlotta e quant'altro. Quindi diciamo, speriamo di creare qua un laboratorio per tutti i ragazzi e per tutti quelli che si vogliono cimentare nella scrittura, nella musica e anche nella registrazione. Nella vostra attività la soddisfazione maggiore arriva dal cantare oppure dall'organizzare queste cose? Sono 2 cose diverse, per cui il cantare è una cosa personale, per cui tu conoscerai tutto quello che pensi, lo esprimi in musica. Invece dare la possibilità qui ai ragazzi, agli allievi di potersi esprimere e di poter creare eventualmente un percorso per poter raggiungere un obiettivo in futuro, penso che sia la cosa più soddisfacente che possa avere uno. Fare vedere, crescere un allievo e magari chissà portarlo in alto sarebbe una grandissima soddisfazione per noi. Ecco, la cosa, ha parlato di futuro tuo fratello, non di soddisfazione e di pensieri, ma la cosa che tu ti auguri realmente che possa avvenire e che ti dia grande soddisfazione qual è? Allora, sarà l'età, saranno i capelli bianchi, ma oggi noi ci emozioniamo nel vedere appunto anche i ragazzi, gli allievi, sperando di trasmettere la nostra esperienza e appunto forse una volta lottavamo per noi, oggi credo che la cosa più bella del futuro sia quella di riuscire attraverso noi a portare qualche ragazzo o qualche ragazza a coronare un sogno che forse è quello che abbiamo inseguito sempre noi. Grazie a Peppe e a Maurizio Calandra. Lui è Peppe, lui è Maurizio. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.